Saluto gentili telespettatori, settima puntata di Guarda che Stella, interamente dedicata alla serata delle benemerenze che si è svolta qui all'auditorium delle scuole medie e superiori di Rivignano. Il tempo è tiranno e come sempre, come si dice in questi casi, allacciate le cinture, let's go, si parte. Siamo all'interno del foyer dell'auditorium qui di Rivignano, abbiamo incrociato Monsignor Paolo Brida, un saluto per il Natale perché questa trasmissione va proprio il 25 di dicembre, ma soprattutto che 2012 è stato? Ma il 2012 è stato un po', penso come tutti gli anni, con i suoi alti e con i suoi bassi, però ecco è proprio il messaggio del Natale che viene a portarci speranza, un Dio che non è lontano ma un Dio che si fa uno di noi, e quindi un bambino, e lì noi troviamo la salvezza, lì troviamo il senso anche del nostro donare, e questo è il più bel regalo del Natale. E se uno ritrova a Natale Gesù bambino, diventa anche lui a sua volta regalo, ed è quello che io auguro a tutti, di essere regalo gli uni per gli altri. Questa serata ancora una volta ha unito il paese. Sì, come sempre, ecco, anche conoscere delle persone che magari, ecco, di cui non sappiamo, magari che vediamo, sì per il paese, ma che poi conoscere le loro storie e vedere soprattutto come il loro talento non è tenuto tutto per sé, ma è donato, è a favore di una collettività, e io credo che anche questo è un messaggio cristiano per certi versi. Signor Sindaco, anche quest'anno la manifestazione ha raccolto insieme alla comunità di Rivignano il primo con la fusione di Teor. Sì, è il primo anno dopo il referendum che ha sancito questa fusione con Teor. C'erano infatti anche gli amici di Teor presenti qua stasera, ma naturalmente la fusione non significa che le identità vanno perse, anzi ciascun paese può mantenere le proprie identità e Rivignano certamente continuerà a ricordare i suoi cittadini che hanno contribuito a diffondere nel mondo il suo nome anche dopo la fusione con Teor. Senta, perché domanda classica e trasparente ma chiara sempre in questi casi, perché funzionano queste serate? Ma perché la comunità naturalmente di Rivignano sempre risponde in maniera positiva, perché è un paese che ha sempre avuto il desiderio di stringersi insieme nei momenti di difficoltà e anche nei momenti di gioia, e poi perché c'era l'occasione per dare un giusto applauso a chi per tutta la vita si è impegnato per gli altri, e anche perché in questa occasione comunque è un momento in cui l'amministrazione comunale dialoga con i propri cittadini e mostra quello che è stato fatto durante l'anno e quali sono i programmi per l'anno che verrà. Anche la vostra azienda questa sera è stata premiata per l'opera di suo papà. Sì, siamo la terza generazione, il babbo è mancato 3 anni fa, abbiamo lavorato insieme per parecchio tempo, divertendosi, battagliando. Ha ricevuto il testimone, insomma. Sì, siamo in 3 fratelli e lavoriamo tutti assieme, io sono il più anziano dei 3. È stata un'azienda anche molto importante perché siete a livello nazionale e anche internazionale. Sì, esportiamo, ma è fondamentale. Credo che abbiamo iniziato a lavorare all'estero già da circa 20 anni. Guai se no su Desiree Furlan, perché le sfide sono costanti, continue, sono momenti difficili, nei momenti difficili ci si rafforza. Al tempo dei Romani c'erano i consoli che erano un po' le figure, no? In un certo senso dell'urbe e della città. Allora a Rivignano c'è il sindaco, ma c'è una persona molto più importante che ha fatto grande questa località, seppur lei è un foresto in un certo senso. Importato, diciamo, no? Non oriundo, importato e basta. Senta, che cos'ha di particolarità Rivignano che l'ha colpita e perché praticamente poi l'ha, diciamo così, plasmata sul territorio? Niente, la gente che è amalgamata così uno con l'altro e si va avanti, contenti tutti, e associati tutti assieme, se uno ha bisogno dà una mano all'altro, anche nel bere, perché se uno non può beve l'altro. Dice che l'acqua fa male, fa venire reumatismi. No, non fa male perché l'ho venduta io per 40 anni,
quindi l'acqua non fa mai male. Le sue figlie cosa dicono? Sentiamo. Noi siamo contentissime di questo, perché più che altro perché una volta tanto questo non è un premio dato a niente di straordinario, ma a una vita che è una vita ordinaria nella sua migliore peculiarità della parola, insomma, nella sua straordinarietà, e quindi noi questa straordinarietà l'abbiamo vissuta tutti i giorni. Abbiamo vissuto in una grande famiglia che in realtà è una comunità, è un paese, e questo grazie al fatto che lui di questa famiglia faceva parte. E parte molto attiva anche, devo dire. Sentiamo l'altra parte. Tutto quello che ha detto mia sorella è la pura verità. Noi siamo abituati a vivere così, siamo cresciute col suo modo di vivere e ci ritroviamo tuttora a vivere ancora così, con molta gente che passa a salutarci tutti i giorni e che se non c'è lui guai, altrimenti guai, non si fermano neanche se non c'è. Qualcuno diceva domani un altro giorno e si vedrà, dunque domani cos'è in programma? Domani niente, domani è libero sono. Venerdì è fuoco, venerdì siamo in un'azienda dove è già tutto pronto, preparato per quello che si deve fare, ho qualcuno che mi dà una mano per fortuna, ma comunque sono sempre 100 persone da sfamare. Complimenti. Grazie. Presidente, premiato Rivignano Calcio, lei è uno dei più longevi per quanto riguarda la presidenza e la guida di una società dilettantistica non solo in Friuli Venezia Giulia ma un po' in tutta Italia. Oggi come oggi, cosa vuol dire fare calcio? Fare calcio? Sono cambiate molte le cose negli ultimi anni. Fare calcio si ha a che fare soprattutto che servono troppi soldi per andare avanti, che invece una volta c'era più frequenza di calciatori in paese, così dappertutto, e di conseguenza per fare delle squadre importanti, se vuoi fare qualcosa di buono, devi andare a cercare in giro, perché le cose purtroppo sono cambiate. Anche il fatto che i ragazzi cominciano molto presto, a 6 anni, una volta si cominciava a 12 anni, quando arrivano a 18 sono già stufi. Più dopo c'è la scuola, una volta si andava alla scuola fino in terza media o neanche, e dopo si andava a lavorare, a giocare a calcio. Allora è tutto cambiato molto e di conseguenza è dura per il fatto semplicemente che le responsabilità che ci sono, io lo faccio ancora abbastanza volentieri, però dico la verità, cioè le paure che si hanno ti fanno pensare più di qualche volta, per qualsiasi cosa, con tutti questi ragazzi, i campi, le robe, le porte che se gli cadono in testa, se si fa male, i furgoni che corrono ogni giorno a prendere su questi ragazzi. Queste sono le paure che adesso le cose sono cambiate, la paura sono le agenzie delle entrate, c'è tutto, perché è normale che una sportiva si gestisce un po' così e di conseguenza sono quelle che stanno allontanando i dirigenti e che speriamo che dall'alto quelli che ci governano piano piano ci diano di nuovo quell'entusiasmo, quelle cose che servono moltissimo in paese, perché è importante che uno faccia sport, non che diventi un campione, uno semplice, normale, perché ti coinvolge sempre tanto, tutta la vita, tanti amici, tante persone, è importante. Io che ho avuto la prova e ho anche il figlio che gioca ancora a calcio in terza categoria, si diverte e ha tante compagnie, tanti amici, che sono importanti per i genitori avere i figli che fanno sport, perché così vuol dire che ogni tanto la sera vanno a dormire presto e sai dove sono quando sono a allenarsi. Ecco, tutto qua. Ci vediamo a giugno per la festa? Va bene, speriamo. Dei bicchieri di plastica non andrebbe bene, ma la serata porta anche questo, un po' la friulanità che lega tutti. La puntata natalizia termina qua, uno speciale dedicato alle benemerenze di Rivignano. Non resta che augurare a tutti voi gentili telespettatori un buon Natale e un felice 2013. Arrivederci.